Io penso che mai come in questo momento storico, anche per le tensioni di carattere geopolitico, l'Europa non si possa permettere di indebolire la filiera agroalimentare. Tutto ciò che riguarda le molecole che vengono utilizzate, la parte dei fertilizzanti, sia di fondamentale importanza per non solo mantenere la capacità produttiva, ma in prospettiva per poterla implementare sempre di più fino ad arrivare a una forma di autosufficienza in tante filiere. Questo diventa valore economico per il sistema agricolo agroalimentare, ma è anche una risposta di carattere sociale che noi diamo all'intera collettività nel metterla in sicurezza. Proprio purtroppo gli scontri di carattere bellico ci hanno insegnato a quanto sia fondamentale garantire il cibo alla nostra popolazione, che diventa il primo elemento per creare serenità e tranquillità. Di fronte a tutto questo la necessità di lavorare insieme per creare sempre più documenti da poter offrire alle istituzioni, per far capire il ruolo degli agricoltori, il ruolo della filiera, ma soprattutto il fatto che quello che noi facciamo all'interno delle nostre aziende siamo i primi a volerlo tutelare, perché quei terreni sono i nostri beni principali sui quali abbiamo investito lavoro di intere generazioni.